ben ritrovati gentili telespettatori per questa nuova edizione del telegiornale del Veneto Orientale di Domino TV. Rientriamo dunque in studio per parlare di Portogruaro. In questo caso c'è un problema che viene sollevato dagli ambulanti del mercato settimanale, il mercato del giovedì, che da anni si estende nel centro storico della città dell'Emene. Ebbene, l'amministrazione comunale ha deciso di liberare il Piazza della Repubblica dalle bancarelle, ma a quanto pare i commercianti, gli ambulanti non sono poi così d'accordo. Andiamo subito a sentirci il servizio, che poi è stato anche curato nelle interviste da Stefano Zanetta. A partire dalla metà dello scorso mese l'amministrazione comunale di Portogruaro ha iniziato lo spostamento di alcuni banchi del mercato settimanale presenti in Piazza della Repubblica e sul Liston. L'obiettivo è quello di svuotare gradualmente la facciata del palazzo municipale, rendendo più agevoli gli accessi ai locali comunali e più agili i percorsi pedonali della piazza. Una decina di operatori sono già stati ricollocati in Corso Martiri della Libertà, in via Abbazia e in Borgo San Giovanni, ma molti di quelli che ancora sono presenti di fronte al municipio sono contrari a questa iniziativa. Al Comune è contestata l'assegnazione dei nuovi posteggi, che sta avvenendo sulla base della graduatoria di anzianità dei soli venditori ambulanti operanti in piazza, senza coinvolgere il resto del mercato. Gli operatori in qualche modo si sentono abbandonati dalle istituzioni, ma promettono battaglia. Sono Ferro Michele, sono un frequentatore del mercato fra i più anziani, fra i pionieri, quando c'era mio padre prima di me. Di conseguenza oggi c'è questo spostamento che dobbiamo accettarlo, non devo ombra di dubbio su questo, però lo accettiamo, ma fatto su una maniera che non ci venga a penalizzare noi. Vedremo cosa faranno, perché hanno fatto una cosa che non dovevano fare, hanno già spostato 3 banchi e si sono messi dove hanno trovato il miglior posto. Adesso spetta a noi gli ultimi posti. La nostra è un'opinione comunque comune di tutti gli ambulanti della piazza, che se ci devono essere dei lavori noi saremo comunque contrari a questi lavori, perché il mercato è bello che sia in centro. Comunque non siamo contrari al 100%, anche perché sappiamo che comunque il progresso deve andare avanti e la piazza deve essere magari rinnovata, però vorremmo che venissero, diciamo, applicate quelle che sono le regolamentazioni, cioè che i banchi vengano spostati con un determinato criterio, in base sicuramente all'anzianità dei posteggi. Alla fine il cuore del mercato è dove è nato il mercato a Portogruaro e loro vogliono toglierlo, perché oltre a noi che è un danno, oltre che l'immagine, i clienti non ti trovano più. I clienti sono abituati a trovarti qua, noi siamo da 30 anni che siamo qua con il nostro banco e arrivano qua, non ti trovano, non sanno dove andare a cercare. Se porto il furgone in villa, dopo rientro per ricaricare. Entro e esco 2 volte dal mercato praticamente. Se il furgone lo lascio qua, solo quando piove si può lasciare il furgone. Possiamo entrare solo quando piove, che è un controsenso. Uscire per scaricare e per caricare uscire 2 volte. Faccio 4 manovre, che è assurdo. Se mentre mi lasciano entrare col furgone una volta solo, semplice.